Sì, sono andato via dalla Sardegna e ti sembra strano, il problema è che tutti mi dicevano vattene, vattene. Quando ero ragazzo stavo là, io già sapevo che me ne sarei andato e vedevo storie di eccellenze, di dentisti che erano già rinomati nel mondo e questo mi incuriosiva tanto. E guardando su internet vedevo di cliniche anche che lavoravano all'estero e a un certo punto ho preso la decisione, quando ero studente, che me ne sarei andato definitivamente dall'isola. È sicuramente una scelta sofferta. Molti pensano che sono scappato dall'isola, chissà per quale ragione. No, semplicemente io volevo andare a fare cose di qualità, di livello all'estero. Hai perso tutti i denti a causa della parodontite, di un grave incidente o impianti dentali inseriti male. E vorresti tornare a sorridere grazie a dei nuovi ed iperrealistici denti fissi? Sono il dottor Corrado Palmas e negli ultimi 10 anni io e la mia equipe di esperti in riabilitazioni estreme della bocca abbiamo donato un nuovo sorriso a oltre 8.500 persone. Grazie al sistema bocca bionica in Moldavia e Romania. Se vuoi capire una volta per tutte come poter tornare a sorridere, a prescindere dalla gravità della tua situazione attuale, e vuoi tenerti sempre aggiornato riguardo i pericoli e gli inganni che nasconde il settore odontoiatrico all'estero? Iscriviti gratuitamente al canale e attiva la campanella delle notifiche. Se invece vuoi procedere spedito verso il tuo nuovo e fantastico sorriso, in descrizione trovi tutto ciò di cui hai bisogno. Però per fare quello avevo capito che prima sarei dovuto passare per una piattaforma di lancio, diciamo, e scelsi una città in Italia, avevo come scelta o Roma o Milano. Andai anche a Milano, il clima era freddo, diciamo che non mi colpì tanto come città. Quando invece arrivai a Roma e trovai quel calore umano, tipico dei romani, lì decisi: ok, qua mi fermo, posso stare un paio d'anni e preparare, diciamo, tutto il progetto poi per andare in Europa. E in quella città ho conosciuto poi le persone che mi hanno aperto la testa, mi hanno aperto la mente, mi hanno fatto capire che se hai le capacità, se hai la passione, puoi arrivare veramente in alto dove vuoi e fare, realizzare i tuoi sogni. Quegli anni lavoravo tanto, dal lunedì al giovedì, poi giovedì sera mi cambiavo, una valigia e via, con un programma intenso di cliniche da intervistare. Facevo praticamente lo youtuber quegli anni, di giorno dentista e poi weekend youtuber. Avevo un canale dove intervistavo le cliniche dentali d'Europa che già facevano da anni il turismo medico. E quando iniziai a viaggiare, lì mi si aprì un mondo. Nel frattempo, ripeto, lavoravo a Roma e un giorno appunto entrò una persona in clinica che mi fece capire che quello che stavo facendo era la cosa giusta. Era una ragazza che aveva una sindrome, stava in sedia a rotelle, non muoveva più le gambe, stava perdendo anche l'uso delle braccia e a un certo punto i manager della clinica mi dissero: guarda che questa è una persona che non ha chi paga per lei, non ha soldi, insomma, mandatela via. E quel giorno capii che la decisione giusta sarebbe stata non quella di mandare via la paziente, ma andarmene io. E lì iniziai a lavorare ancora più intensivo sul progetto di lasciare l'Italia, definitivamente. Dalla Sardegna, facendo un passo indietro, non sono figlio di dentista, me ne riuscii ad andare via grazie a 1.000 euro di una borsa di studio che avevo vinto subito dopo la laurea, proprio con la tesi di laurea, avevo vinto come miglior tesi di chirurgia implantare e mi bastarono quelli per stabilirmi a Roma e scelsi poi Roma per il fatto che aveva le connessioni aeree con tutta Europa, Ciampino, Fiumicino, e sarebbe stato semplice lì portare avanti appunto il mio canale YouTube dove approfondivo il tema delle cure transfrontaliere, quindi pazienti che si curano in Europa e che si muovono nel mondo con l'aereo, con la macchina, col treno per andare a cercare salute. Inevitabilmente in 3 anni avevo realizzato
più di 100 interviste ad altrettante cliniche e facevo loro le domande giuste, come fare le cose, come non fare, cosa è importante per avere una clinica di eccellenza. E loro inevitabilmente mi avevano dato tutta la ricetta per fare poi le cose in maniera corretta, quello che poi ho fatto. Infatti molti colleghi, molti dentisti che mi seguono hanno dei dubbi, ma come ha fatto dottor Palmas a avere 600 collaboratori, aver curato 24.000 pazienti, casi estremi che hanno perduto completamente i denti con piani cura molto complessi? Come ha fatto a fare tutto questo, per di più in Moldavia, all'estero, nella nazione più estrema d'Europa, all'estremo est dell'Europa? Semplicemente io sapevo già quello che dovevo fare, che è un pochino quello che si consiglia a tutti quando devono fare qualcosa, cioè non costruire la ruota da zero, vai da chi l'ha già fatta, costruita e chiedili come si fa. E ti sorprenderai di quanto le persone sono, come dire, disponibili a dirti come fare qualcosa. Se invece parti pensando di sapere tutto, di saper fare tutto, è ovvio che fallisci, è ovvio che hai il rischio di non riuscire. Io invece avevo già i consigli di più di 100 cliniche, più che lavoravano da oltre 20 anni, quindi immagina 100 per 20, siamo a 2000 anni di esperienza di cure transfrontaliere. Loro già mi avevano detto l'importanza di costruire dei laboratori per fare le protesi fatte bene, perché se poi qualcosa va male, io con un click posso rifare i denti quasi a costo zero. Se invece devo usare un laboratorio esterno è un po' come una pizzeria che ha il forno e il pizzaiolo dall'altra parte della città. Se poi il cliente la vuole un po' più cotta o meno cotta, cosa gli dico? Aspetta qua un'ora che rimando la pizza indietro col fattorino. Non si può fare. Questo e altri consigli mi vennero dati dalle cliniche estere. Per esempio, le cliniche estere mi dicevano, in Croazia mi dissero, guai a lavorare con procacciatori. Procacciatori sono quelle persone che al bar tirano la giacchetta al cliente e dicono dai, vieni a fare i denti all'estero. Quello è pericoloso perché poi non hai più controllo della cucina, chiamiamola così, del ristorante, perché ti arrivano dall'esterno persone, chi vuole la carne, chi vuole il pesce, chi vuole la colazione e devi avere poi in cucina una marea di cuochi e avere poi un magazzino enorme con scadenze, cibi che scadono, si deperiscono per sopperire quella richiesta. Invece mi dissero struttura te la tua comunicazione, diventa bravo nella comunicazione e comunica quello che vuoi fare e solo quello che fai, perché in quel modo inizieranno a arrivare nel tuo ristorante, nel mio caso le cliniche, persone che hanno quel tipo di problema da risolvere e non tutti gli altri. E in quel modo puoi andare verticale, quindi andarti a diventare l'esperto di quel tipo di procedura. O un ristorante che comunica, noi siamo un ristorante che fa bistecche, entreranno lì solamente persone che poi cercano le bistecche, non ti chiedono l'astice o l'orata e quindi vai a semplificare tutto il processo. Questi preziosi consigli, ma ne potrei raccontare a decine, erano la parte più importante. E in quei tempi che ero un ragazzo anarchico, ok? Io ho vissuto anche in una casa con gli anarchici per un anno, eravamo 8 persone in questa casa e loro mi hanno insegnato il rispetto delle persone, il rispetto del gruppo. Se fai, ecco, e sporchi qua, pulisci qua, sposti questo, mettilo in ordine per il prossimo. Siamo una comunità, addirittura non usavano i soldi, si scambiavano le cose nella loro comunità. Mi avevano insegnato proprio il valore della comunità, del vivere in gruppo e anche quella piccola esperienza in quegli anni, nel momento giusto, vedi come tutte le cose nella mia vita sono capitate nel momento giusto, col senno di poi, mi ha fatto capire che da solo non vai da nessuna parte, ma devi sviluppare la rete, il gruppo che ti sostiene. Come facevano quegli anarchici a vivere senza soldi? Semplicemente avevano una rete, il loro gruppo, che li supportava. E lì scrissi proprio su un pezzo di legno, una tavola di legno, quelli che erano i miei blocchi. Mi ricordo ancora. Scrissi la paura di non riuscire a creare il gruppo.
oltre altre paure che avevo, la paura di non avere l'energia, di non avere il tempo, la paura di non avere tutte le competenze, tutte cose che poi mi sono reso conto con i consigli che mi diedero erano superabili, perché creare un gruppo, avrei dovuto attrarre a me le persone, essendo io prima di tutto una persona migliore. E quindi le persone che avrebbero visto questa persona migliore naturalmente si sarebbero avvicinate a me. È così che ho attratto 600 collaboratori, facendo le cose fatte bene, andando però a accendere i riflettori, farle vedere e mostrando la qualità, la bontà di quello che volevamo fare. Quindi diventare la clinica con più recensioni 5 stelle di tutta Europa e mettere l'accento sulla qualità nella risoluzione dei casi complessi. I bravi chirurghi, bravi protesisti, bravi manager anche di clinica, loro da soli mi mandavano il curriculum. E questo era il segreto per creare un gruppo. Quando invece sei una brutta persona, diciamola così, quando sei una persona che non imposta il termostato alla temperatura giusta, ecco, non puoi lamentarti poi delle persone che ti si avvicinano, perché se non riesci a creare un gruppo, un team, un'equipe, è perché tu prima di tutto non sei una persona che è pronta per creare un'equipe, per vivere in mezzo a un'equipe. Quando invece tu fai un lavoro profondo di raffinamento della tua persona, del tuo professionista, della tua etica, dei tuoi valori, allora inizi veramente a brillare e quei luccichi vengono visti dalle persone come te, che iniziano a avvicinarsi ai loro pari. E questo è stato il segreto che mi ha permesso di mettere tutto quello che ho messo su nell'Est Europa, che è una cosa enorme. Oggi quando vengono e vedono tutte le strutture che ho, i policlinici in Moldavia, in Romania, ne ho persino una in Italia. Abbiamo un flusso di oltre 600 pazienti, ho calcolato, siamo arrivati oggi a 600 pazienti curati ogni mese in tutte le strutture, più tutti i pazienti locali, parlo solo ora 600 pazienti internazionali che vengono da tutta Europa con l'aereo. Uno può dire, ma come hai fatto a fare questo? Che c'è dietro? La mafia, ricicli? Ok, qualcuno ha detto anche quello, persino. Ma non capiscono che in 10 anni, in 12 anni, le cose si fanno passo passo, attraendo a sé i talenti, mantenendoli e dandogli i migliori, diciamo, spazi dove poter lavorare, i migliori materiali con cui costruire i denti, andare anche a filtrare i migliori pazienti con cui lavorare, perché io devo dirlo, la dico tutta, è come dice il detto, ogni cane ha il suo padrone, no? Se guardi il barboncino, il padrone c'ha i ricci. Se guardi un golden retriever, un bel cagnone con il pelo lungo liscio, la padroncina c'ha anche lei i capelli lisci, no? C'è questo detto. Anche per i professionisti è così. Quando io vedo i nostri pazienti sono veramente persone eccellenti e mi ritrovo spesso a parlare con loro di cose oltre all'ordinario, perché sono persone straordinarie. Come l'equipe. Quando io mi guardo attorno e parlo con i miei chirurghi, i miei protesisti, il mio team di supporto logistico, sono tutte delle persone oltre la media. Significa che sono riuscito ad attrarre a me delle persone oltre la media, essendo io prima di tutto una persona oltre la media che si è elevata. Ed è semplice fare questo, devi essere te stesso e non puoi mentire, che non puoi fingere di essere una clinica che non sei, di offrire un servizio che non offri, non puoi fingere di essere una persona che ha dei valori che poi non ha. Oddio, delle volte le vediamo in politica queste cose e gli riescono anche piuttosto bene. Ecco, io non sono riuscito a fingere, io non sono riuscito a fingere la persona che non ero, ma in quegli anni che giravo l'Est Europa, che facevo la mia, chiamiamola, ricerca di mercato da youtuber, ero un ragazzo che stava anche leggendo molti libri, facevo molti corsi, andavo a correre, mi ricordo, a Roma in mezzo ai monumenti, con gli auricolari negli orecchi e ascoltavo audiolibri di crescita personale e settavo i miei nuovi valori, settavo i miei nuovi standard e avevo preso la decisione che non avrei mai più accettato la mediocrità.
è questo che ha dato l'inizio a tutto. Perché se me ne fossi andato dalla Sardegna per fare qualcosa di mediocre, l'avrei fatto tranquillamente anche in Sardegna. Quando una persona lascia l'isola, penso a tutte le persone che dal sud decine di anni fa andarono in Nord Italia, penso agli italiani che emigrarono in America. Lo hanno fatto per fare poi qualcosa di grande e ci sono anche riusciti, molti di loro. La spinta, la molla compressa viene dalla, come dire, dalla rabbia delle volte. Avevo anche rabbia da ragazzo perché dicevo perché sono nato in Sardegna, io vorrei fare molto di più qua in Sardegna, non so, è un'isola, è un territorio piccolo, non offre tanto, insomma queste sono le cose che delle volte sei portato a pensare quando nasci e cresci da ragazzo in un'isola. Pensavo magari ai miei coetanei più fortunati che magari erano nati a Milano, chi è nato a Londra avrebbe avuto molte più opportunità di me e quindi lì mi si era compressa la molla. Quando poi fai esplodere questa molla è importante non solo la velocità ma soprattutto la direzione e io mi stavo calibrando la direzione di questa freccia che avevo teso con l'arco, non solo farla andare lontano ma nella direzione giusta. E allora lì l'importanza di settare i miei ideali, i miei standard, di settare i miei valori e quindi quella che sarebbe stata la mia missione. La missione non era fare i denti, ok, quelli li avrei potuti fare anche in Sardegna. La mia missione sarebbe stata quella di aiutare quante più persone avrei potuto. In qualunque parte del mondo sarei finito, comunque quella sarebbe stata la mia missione. In un giorno potevo curare 10, 15 persone, però io dicevo come farò a curarne 100, 200, 1000? Mi servirà un team, devi iniziare a fare cose diverse. Quindi se tu vuoi ottenere risultati diversi, devi iniziare a fare cose differenti. È ridicolo pensare di ottenere risultati differenti facendo le stesse cose che hai sempre fatto. Devi iniziare a fare cose differenti, questa è la verità. E allora ho iniziato a cercare in Europa dove avrei potuto fare le cose che a livello dentistico, odontoiatrico, avrebbero potuto far risparmiare migliaia di anni di tempo a non lavorare per una banca e quindi indebitarsi per curare magari delle cure da 40 a 50 mila euro nel proprio paese. Inevitabilmente ho creato quello che ho creato, ma perché l'obiettivo era far risparmiare quelle persone che poi, ebbi la conferma, non sarebbero mai state potute curare dal sistema pubblico. Qua il mandante, ora lo dico, è il sistema sanitario pubblico, perché la salute, la bocca, è un qualcosa di imprescindibile. Con i denti si parla, si sorride, si bacia, si mangia. Se non hai denti non puoi baciare, non puoi conoscere tua moglie futura, non potrai avere i tuoi figli. Se ti puzza la bocca, nessuno ti bacia. Ok, se c'hai la litosi perché hai una malattia, la piorrea, nessuno ti bacia, ti si allontanano. Gli amici ti iniziano a parlare alle spalle. Hai visto Franco che gli si muovono i denti? Hai visto che cos'ha quando sbadiglia? Uno scheletrato, una roba che gli brillava in bocca. Ma cos'ha la dentiera? Al lavoro i clienti si allontanano. Vai con gli amici, ti si muove la dentiera, cade e ti senti in imbarazzo, scappi in bagno, metti la colla. Il marito, magari se i problemi iniziano dopo il matrimonio, inizia a non baciarti più, o tu inizi a non baciare più il marito, il rapporto di coppia si raffredda, si inizia a bisticciare, si rompe la famiglia, o se si decide di andare in banca ci si mette il mutuo, 40-50 mila euro di mutuo per curare la bocca, che dovrebbe essere curata dallo Stato pubblico, ok, quei dentisti pagati dallo Stato, e con questo mutuo si inizia a lavorare solo per la banca e i figli non potranno più andare all'università perché non hai i soldi, li devi dare alla banca perché ti sei dovuto curare i denti. E anche lì magari potresti iniziare a bisticciare col marito, la moglie, ma perché ti sei fatti i denti dovevamo mandare i figli all'università con questi soldi, e si spacca la famiglia, si divorzia, si finisce sotto un ponte, o iniziano malattie a livello sistemico, ricordiamo la bocca, ai denti ci sono attaccate persone, cioè il corpo attaccato, tutta la salute inizia dalla bocca.
perché doveva essere esclusa questa dal sistema sanitario pubblico, questa branca, che è una delle più costose, cioè fare il dentista costa. Non è vero che i dentisti sono cari, guardate che l'80% sono costi di quello che si dà al dentista. Poi ci sono anche gli imprevisti, poi ci sono i rischi di impresa di avere 10-15 dipendenti, poi c'è anche il fatto di doversi aggiornare e quindi una spesa continua, bisogna tenere gli ECM, studiare, sono i crediti formativi che ti continuano a far essere dentista. In più vivi in una nazione ipertassata. Chapeau ai colleghi che lavorano in Italia, chapeau ai colleghi che decidono di lottare nel proprio paese. Ma io non l'ho fatto per quello, non l'ho fatto per pagare le meno tasse oppure per fare la concorrenza ai dentisti locali. Io l'ho fatto per i pazienti, perché sapevo che ci sarebbe stata una fetta enorme di persone, chi avrebbe potuto fare il mutuo con la banca, chi si sarebbe potuto permettere il paese più costoso al mondo, possiamo dire, più tassato al mondo, di curarsi da un medico locale, chi invece proprio non avrebbe avuto i soldi per farlo, e queste persone sarebbero diventati gli invisibili della sanità pubblica. Allora ho creato un sistema che desse l'opportunità a questo segmento di comunque evitare di divorziare, conoscere la donna che vorrebbero conoscere, stare in mezzo alle persone oppure continuare ad avere un'attività perché i clienti riesce a parlarci coi clienti. Io per questo feci le cose. Poi ripeto, tutto quello che è stato inevitabilmente in quella direzione perché avevo impostato quella missione, ovvero dare una chance a queste persone. Se non ce l'avrebbero fatta nel loro paese, allora in un'altra nazione, in un altro paese andare a trovare comunque la salute. E questo è stato la locomotiva di tutto ciò che ho fatto. Ripeto, non è affatto facile, non è semplice. Probabilmente si dice no, che 1 su 10 fallisce. Nel mio caso, anche io se dovessi rifare tutto quello che ho fatto, fallirei. Una persona su 1000 ce la può fare. La mia fortuna è stata quella di fare le cose giuste, settare la mia missione, i miei ideali in maniera molto più alta, saper attrarre persone simili a me, metterle nel mio gruppo, nel mio team di lavoro e andare a creare quindi un qualcosa sapendo già come dovevi crearlo, grazie alla ricerca di mercato da youtuber, vlogger che facevo quegli anni da ragazzo girando da una clinica all'altra. Serve strategia per fare le cose. Diciamo che avendo una mente, insomma, che ragiona, e quando inizi a ragionare a tappo su un qualcosa per 1 anno, 2 anni, 3 anni, diventa come un'ossessione. A un certo punto inizi a connettere tutti i puntini, vedi il quadro generale sempre più chiaro. E anno dopo anno, se ti dai tempo, esce fuori un bellissimo quadro che ha un senso. Ma se non hai la molla compressa, se non hai quella rabbia interiore e se non punti comunque all'eccellenza, è alto il rischio di non attrarre a te le persone migliori, non avere i migliori collaboratori, i migliori pazienti, non riuscire a esprimere il meglio di te perché non possiedi il meglio e quindi puoi solo falsificare la realtà e dire cose che non sono. Ecco, questo è anche un consiglio che io do ai giovani, ai ragazzi che hanno ambizione, che non si sentono espressi pienamente in quello che stanno facendo. Iniziate da voi stessi, da dentro, iniziate dal cambiare la temperatura alla stanza col telecomando. Non sperate che farà più fresco nella stanza se non abbassate la temperatura col telecomando. Iniziate a impostare dei nuovi standard e da quel momento prendete la decisione, decidere, dal verbo recidere, tagliare ogni possibilità di tornare indietro a quel basso standard. Se tu decidi una cosa, allora quella sarà, ma prendi la decisione che escluderai l'ipotesi che possa essere qualcosa di diverso, che non vuoi. Quella è la chiave di tutto. Poi continuare a lavorare sempre con la missione nel cuore, ok? La direzione nella testa
e le mani soltanto non sono sufficienti, avere i titoli non sono sufficienti, puoi avere la laurea, le specializzazioni, essere professore di sto cazzo, scusatemi il termine, ma non serve a nulla. I titoli è come dire c'ho la patente, ma delle volte la patente è la licenza di uccidere, ok? Abbiamo visto che la patente non è sufficiente, c'è chi si mette ubriaco alla guida, chi eccede i limiti di velocità, ok? Oppure chi ha la patente ma la macchina la tiene parcheggiata in garage, non la usa. Chi invece è bravo a andare nel traffico, chi farà con l'auto tanta strada e chi invece la finirà impantanato. Ok, è importante avere i titoli, è importante avere il titolo di professore. Ho conosciuto molti professori che stavano là per un motivo, per un altro motivo, con i loro studi privati poi pieni. Conosco medici che stanno in ospedale a passare i biglietti da visita. Ok, non è quello il modello di sanità che voglio. Io voglio un modello di sanità equo, sostenibile, un modello di sanità eccellente e giusto. Se non riesci a farlo in Italia, perché è difficile farlo in Italia, e lo sappiamo tutti quanto è difficile farlo in Italia, allora nessuno ti costringe a morire e andare sottoterra avendo fallito 1000 volte e non avendo costruito nulla in quel paese. Puoi sempre prendere un aereo e farlo altrove. Da altrove potresti trovare strade asfaltate, dritte, dove poter andare a 200 all'ora, sempre tenendo i limiti di velocità ove consentiti. Ci siamo intesi, cioè il punto non è perché te ne sei andato all'estero, sei andato lì per evadere le tasse, sei andato lì perché hai più facile fuori. Non è più facile fuori è più difficile, molto più complesso. Ho dovuto imparare una lingua, ho dovuto ricostruire da zero la mia rete, ho dovuto imparare a vivere lontano dal mio paese e tutto questo l'ho dovuto fare insieme nello stesso periodo. Sarebbe stato molto più facile per me essere figlio di dentista, trovarmi tra le mani lo studio dentistico a Milano di mio padre, già con tutti i pazienti, e avere, diciamo, già il Mercedes a 26 anni. Ok, no, io non ho avuto il Mercedes a 26 anni, non l'ho neanche tuttora il Mercedes, perché ritengo che sia molto più importante mantenere i soldi nell'azienda per poterla fare espandere, poterla crescere, poter comprare i migliori macchinari per la mia equipe, perché è importante che gli interventi vadano bene, è importante che i denti siano i denti migliori che si possano vedere in circolazione, poter dare l'assistenza e quindi costruire centri di assistenza, di mantenimento per i pazienti prima di tutto. E per avere i pazienti felici, soddisfatti, che dopo anni ancora continuano a darmi le migliori recensioni e in quantità a livello europeo, non puoi mentire, non puoi far finta, non puoi mettere in bocca la plastica, dire questi sono i nuovi denti e invece sono dei denti provvisori in plastica che dopo 6 mesi vanno buttati. Collassi, perché nell'era reputazionale dove tutto è limpido e cristallino sul web, non puoi mentire. E questo fu un altro degli altri grandi consigli che mi vennero dati da un grande maestro di comunicazione. Tu dovrai comunicare col web, con internet, e ricordati che con internet dovrai prima di tutto diventare una persona migliore, perché potrai solamente comunicare chi sei, e se non sei una persona migliore con internet si verrà a sapere, e quindi non puoi mentire. È più difficile in realtà quello che faccio. Se anche tu ti ritrovi nella situazione che forse sei con le spalle al muro, hai ricevuto un preventivo da 40-50 mila euro, stai correndo il rischio di indebitarti con una banca, fa attenzione, perché tutto quello che si dice sull'estero, ok, sul turismo medico, non è proprio tutto corretto. Fai bene la tua valutazione. Quindi clicca sul link qua in descrizione o da qualche parte, cerca dove sta questo link. Un saluto.